Gli oltre 600 lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala hanno deciso di incrociare le braccia fino a stamattina alle 6, uno sciopero che porterà ad altre manifestazioni anche a livello nazionale, da quando la società della multinazionale svizzera Ronald, attraverso i legali dello studio Alix Partners e quelli di Bonelli Erede, hanno confermato che l'azienda veneziana chiuderà i battenti a fine 2022. Il 16 di questo mese, il 16 dicembre, abbiamo proclamato sciopero generale anche per contestare al governo le mancate scelte in merito alle delocalizzazioni selvagge che le multinazionali stanno facendo. I sindacati hanno chiesto la convocazione di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere di un nuovo piano industriale o di qualsiasi prospettiva implichi il mantenimento di tutti i posti di lavoro nel sito veneziano, perché di chiusura non si deve parlare. Anche i sindaci della città metropolitana si sono messi a disposizione per sostenere tutte le iniziative possibili per evitare la chiusura. Adesso i lavoratori incontreranno il tavolo regionale, che è quello che è il tavolo delle crisi aziendali, dopodiché la cosa deve essere assolutamente non posta tanto all'attenzione di Parlamento e Senato, ma sicuramente il tavolo governativo.